Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a un'amicizia che mi ha fatto una domanda su WhatsApp in risposta, cioè ieri ha guardato il mio video quando il gioco diventa duro, no? E mi ha fatto una bellissima domanda su WhatsApp in privato, no? È anche una mia committente ed è molto interessante la domanda perché questa pillola che ho fatto il vostro marietto ha consigliato di essere molto vicino alle forze dell'ordine e a tutto il settore infermieristico e quant'altro. Questa pillola si chiamerà la chimera del libero arbitrio e quindi vorrei rispondere in questa chimera del libero arbitrio a questa amicizia che ha fatto questa bellissima domanda, no? Perché si faceva un grande punto di riflessione sul fatto se è giusto proteggere quei circuiti radionici e alcuni settori della, come si suol dire, della pubblica sicurezza, mettiamola giù così, in modo semplice. Allora, prima di tutto bisogna prendere in considerazione che per chi ha letto soprattutto il libro del mago Frabrato, il libero arbitrio è una cosa che è una chimera, praticamente alcuni nascono e hanno già praticamente un loro karma, no? Un loro karma che può essere sì modificato, modellato, smussato, ma certe cose devono per forza affrontarle. No? Quindi ci sono persone, e lo vediamo anche noi nella vita, che magari sono, oh, non dico delle nullità, non dico dei parassiti, non dico dei, non so, delle amebe, ma dico che sono un po' lenti, però qualsiasi cosa che toccano diventa oro e trasformano qualsiasi cosa che toccano in oro materiale, perché sono molto materialisti e tutti quelli che li vedono si fanno il punto di domanda perché? Perché? Perché è il loro karma, no? Perché nella vita prima magari come tanti altri hanno sofferti, ma alla Keter ha deciso che loro avessero questo karma fortunato in questa vita. È chiaro che se poi non si raddrizzano il tiro, nella prossima vita ci sarà il paradiso di Brissago. Ma vorrei parlare di questo tempo particolare che sta vivendo il sacro suolo italiano, la madrepatria italiana. E mi vorrei ricollegare al discorso che hanno vissuto gli egiziani qualche anno fa, no? Qualche anno fa c'è stato, tramite delle elezioni, un partito che è andato al potere che si chiamava, in Egitto sempre, i Fratelli Musulmani. Bisogna sempre partire anche dal presupposto che, a parte i miei affezionati amici e committenti che seguono il Marietto, adesso sul sito, sul canale del Marietto Veneziano ci sono 1440 iscritti e che magari dopo 1000-1100 video che hanno visto il Marietto hanno incominciato ad avere un pochettino di familiarità sul discorso che dietro alle forze armate, dentro i servizi segreti ci sono i gruppi misterici, no? E molti altri invece non lo sanno, loro pensano che la politica sia l'ultimo baluardo, no? Nella realtà in molti stati, in quelli più evoluti, diciamo, ci sono dei gruppi misterici molto forti. Quindi faccio questo video per spiegare a quelle persone, alcuni lo sanno già, altri non lo sanno, che dietro i servizi segreti, quelli che voi vedete alla TV, i vari Tom Cruise che fanno le loro acrobazie destra e sinistra, ma dietro, no? E non si vedranno mai, ci sono questi gruppi misterici che non sono omogenei, sono eterogenei, ci sono correnti che vanno con la misericordia e correnti che vanno con la mano sinistra e correnti che vanno con la via centrale. Allora, ritornando all'Egitto, cosa è successo? Quando i fratelli musulmani sono andati al governo e hanno scalzato Mubarak, che era su da 30 anni, aveva nelle varie banche in giro per il mondo più di 70 miliardi di dollari, chiaramente
l'Egitto, che era governato da un sistema militare, ha avuto una scossa, no? Perché democraticamente in quel momento lì sono andati al potere delle correnti religiose, no? Mm, chiaramente musulmane, no? E alcuni veggenti, alcuni, come si suol dire, conoscitori del sistema, avevano già predetto che questo governo sarebbe stato, quello dei fratelli musulmani, sarebbe stato scalzato perché dietro le quinte c'erano dei gruppi misterici che sostenevano l'apparato militare. Fatto sta che è successo questo. E dopo un po' di tempo questo governo legittimamente eletto è stato scalzato. Chiaramente chi ci ha guadagnato è stata l'Unione Europea, no? Perché? Perché sia Israele, lo vi ho spiegato in una pillola, sia l'Egitto sono praticamente le due porte aeree principali che custodiscono il canale di Suez. Se in quella zona dovesse succedere che prende il sopravvento un governo ostile al canale di Suez e di conseguenza ostile all'Europa, da un giorno all'altro noi ci troveremo tutti i prodotti come minimo aumentati del 30% e quindi crollerebbe tutta la nostra economia. Allora, questo per dirvi che cosa? Per dirvi che quelli che non conoscono il sistema dei gruppi misterici pensano che c'è stato un colpo di Stato e l'esercito era abbastanza forte di aver soverchiato la democrazia. Nella realtà l'esercito ha fatto ben poco, come è stato il gruppo misterico egiziano che ha dato questa spallata fortissima. Adesso noi in Italia stiamo vivendo un periodo molto particolare in cui le forze dell'ordine, e lo ripeto, dobbiamo sostenerle, perché a monte, no, noi non vediamo certi movimenti, non capiamo che siamo sotto pressione. Chi ha la mia età si può ricordare la sciagura di Seveso, il vino metanolo, le Brigate Rosse. Erano tutti attacchi esterni di servizi segreti esterni, di gruppi servizi esterni alla madrepatria italiana che si infiltravano e hanno praticamente manomesso o tentato di manomettere la democrazia. Adesso il nostro Stato ha praticamente, il nostro Stato come apparato politico e tutto, no? Ha praticamente una pistola alla tempia, si può dire, una pistola fumante. E quindi è chiaro che cercano di salvare il salvabile. Noi da quando è stato instaurato l'euro più o meno abbiamo perso più del 30% del comparto industriale, cosa che non era successo neanche nella seconda guerra mondiale con i bombardamenti degli alleati, degli americani e dei francesi, di chiunque ci abbia bombardato. No? Quindi abbiamo avuto con l'euro una botta importantissima. Adesso però il problema è che la botta non ce la danno più per il momento con il tritolo, ma ce la danno a livello economico. E quindi si stanno inventando tutte quelle situazioni che tentano a destabilizzare sia col Covid, sia con tutte le cose che si stanno inventando e per il momento apparentemente sembra che stiano vincendo. Ma sembrava anche che con quell'assalto legittimo di democrazia dei fratelli musulmani in Egitto, sembrava che i fratelli musulmani avessero vinto, ma dopo più o meno un anno i gruppi misterici, usando l'apparato militare, hanno ribaltato la situazione. Adesso noi siamo praticamente un facsimile, no? Una volta parlando con Silvietto, ho chiesto ma chi sono i nostri nemici? E lui mi ha detto tutti. Mi ha detto proprio così, tutti. La nostra fortuna è che siamo una penisola e che quindi fanno fatica ad arrivare a aggredirci, mettiamola giù così. Quindi ieri quella pillola che ho detto, questa videopillola che ho detto quando il gioco diventa duro, devo dire che noi dobbiamo proprio difendere con i nostri circuiti l'apparato chiaramente militare, delle forze dell'ordine e anche l'apparato dei medici. È chiaro che in mezzo a questo gruppo ci sono dei rincarnati, dei sarmadis, ci sono delle persone rincarnate che non hanno niente a che fare col sacro suolo italiano. Questo qui nessuno lo mette in dubbio. Ma noi dobbiamo cercare di
come patrioti, come italiani, di salvare il salvabile e di fare in modo che quelle persone che anche se vedono, per il momento non agiscono, perché chiaramente certe cose, tutti quelli che sono del mestiere vedono che c'è un tentativo di attacco, però dal mio punto di vista il governo italiano sta facendo tutto il possibile per ammortizzare la pillola. Quindi, ritornando alla chimera del libero arbitrio, non è che noi abbiamo un libero arbitrio, perché effettivamente fra un po' questa tempesta perfetta si trasformerà poi purtroppo in qualcosa di più violento, però per il momento le armi che abbiamo sono queste e non possiamo inventarci niente di nuovo e niente di più forte. Cosa fare? Me lo ripeto, attivare quei circuiti che già 5 anni fa il Marietto aveva messo gratuitamente sul sito ilcapitano.altavista.org per difendere le forze armate e per difendere, come si suol dire, tutto il comparto in prima linea, perché adesso abbiamo dei medici che fanno doppi turni. È chiaro che poi in mezzo a queste brave persone ci possono essere degli incarnati sarmadi, degli incarnati di persone che fondamentalmente con la madrepatria italiana non hanno poco a che fare, sono persone che non sono di questo, come si suol dire, di questo mondo, nel senso di questa patria. Magari sono nati, ma loro dentro hanno il DNA, hanno praticamente le reminiscenze animiche del Sarmadi e questo purtroppo capita in qualsiasi nazione. Quindi purtroppo questo non dico che è un male necessario, ma è un male che dovremmo affrontare. Noi chiaramente faremo tutto il possibile per difendere tramite i circuiti radionici, tramite i circuiti che il vostro Marietto ha messo gratuitamente, no? Voi forse chi segue il Marietto lo sa che già 5 anni fa il Marietto, dando questi circuiti, aveva messo una rata in bianco così che chiunque lo scaricasse, lo stampasse, fosse collegato agli altri per creare una rete vibrazionale per questi tempi di pioggia. Però chiaramente chi li stampa, emette e aiuta una forza dell'ordine, chiaramente dovreste chiederlo anche al pendolino, no? Se voi conoscete un agente della forza dell'ordine che il pendolino vi dice sì, questo sarebbe ideale che con un sì sicuro lo proteggeste dentro a vostro, come si suol dire, circuito radionico, questo farà bene a tutti, no? Poi è chiaro che ognuno ha il suo karma, noi facciamo tutto il possibile, però avere il libero arbitrio è una chimera, nel senso, per chi ha visto, ha letto il capitano, no scusate, il libro Frabato, no? Lì, in quel libro lì si parla proprio che il libero arbitrio è una chimera. Noi facciamo quello che il nostro karma ci permette di fare. Chiaro, il concetto è molto semplice, si può andare da, non so io, da Messina, o non so io, da Messina a Roma in bus, no? Si può andare anche a piedi. Il karma non è che voi dovete fare il karma nudi, dovete fare il karma con le situazioni o gli attrezzi, anche attrezzi vibrazionali, che vi danno la possibilità di superare meglio questo periodo. Chiaro che ci sono molte persone riflessive che pensano, ma perché io devo aiutare quello o quell'altro che in questo momento magari stanno facendo delle pressioni, stanno mettendo delle multe, stanno mettendo delle ingiustizie palesi, no? Allora il mio consiglio è chiedere al pendolino, se magari conoscete un agente a forza dell'ordine, il pendolino vi dice sì, quella persona bisogna dargli una protezione. Io sono convinto che moltissimi, il 99% delle forze dell'ordine oggigiorno stanno lavorando per il popolo italiano. Poi è chiaro, come da piccolino mi hanno fatto vedere che alcuni sarmadi si sono reincarnati in questa nazione e fanno un po' i birichini, no? Fanno un po' i birichini, dettano delle leggi di nascosto e quant'altro, ma poi anche loro, quando un giorno se ne andranno a questo bellissimo mondo di acqua e terra, andranno al paradiso di Brissago. Noi facciamo quello che possiamo e certo in coscienza alcune volte quando vediamo certe cose, questi soprusi, no? Ma queste sono persone che si sono incarnate nel sacro suolo italiano, ma l'italiano hanno solamente il passaporto, ma non hanno l'amore per la madrepatria.
no? E sono patrioti di altre nazioni spirituali, mettiamole giù così. Quindi noi facciamo il nostro, no? Poi, come diceva mio babbo, io proteggo i miei figli, gli altri genitori devono proteggere i loro figli. C'è gente che, come i nostri clienti del Legame Maledetto Veneziano, che hanno comprato il ciondolo, hanno attivato vari circuiti o comprato le buche e questi hanno già delle protezioni per loro stessi, no? Io le chiamo stalle non nel senso ironico, ma nel senso per far capire che bisogna proteggere la stalla quando i buoi e le vacche sono dentro, no? E poi se hanno tempo possono anche aiutare gli altri, se la sentono, possono chiedere il pendolino, possono insomma cercare di dare una mano come possono. Nessuno è obbligato a fare certi passi. L'importante è sapere che la maggior parte delle forze dell'ordine, degli infermieri, dei medici, di tutti quelli che stanno lavorando in questo momento in Italia, stanno soffrendo come tutti gli altri. Purtroppo siamo sotto attacco. È stato sotto attacco l'Egitto qualche anno fa e per fortuna la situazione si è ribaltata e noi abbiamo ancora i prezzi accettabili delle merci, no? Adesso siamo sotto attacco noi. Questa è la classica tempesta perfetta prima del grande botto, che il grande botto, io l'ho già visto, ci sarà e sarà un botto importante. Però se noi attiviamo tutte quelle protezioni che lì le gare Maledetto Veneziano consigliano, sicuramente il botto ci sarà perché non saremo invisibili o trasparenti, però chiaramente sarà abbordabile, sarà, come si suol dire, potremo passarlo, diciamo così, ci arriverà l'illuminazione in quel momento di evitare il danno peggiore. Poi chiaramente ognuno difende i propri i confini, la propria nazione, la propria patria, chiamiamola come volete. Ci saranno i patrioti, come ho già spiegato, come sono stati quei patrioti, e lo ricontinuerò sempre a dire, dei 170.000 alpini, non solo quelli, ma questo è emblematico, 170.000 uomini che non erano solo militari, erano padri di famiglia, mariti, padri, le loro madri hanno sofferto, che sono andati in Russia per salvare il sacro suolo italiano, no? Poi quando purtroppo la guerra è stata persa, quando i pochi che sono riusciti a ritornare, o le madri che hanno perso i figli, così, dai monti sono arrivati giù gente che come conigli non aveva mai servito la sacra madre patria e hanno fatto di conseguenza gli eroi, diventando, tra virgolette, partigiani, no? Quindi sappiamo anche noi che questi periodi che stanno arrivando, a un certo punto, quando finirà questa situazione difficile, no? Dei monti, che in questo momento non sono monti ma sono gruppi social, arriveranno giù i famosi tipi che cercheranno di salvare il carro dei vincitori, no? Correranno in aiuto ai carri vincitori, avranno stampato sopra partigiano, però la storia purtroppo questa volta sarà differente perché la gente non la berrà più così, no? Comunque ci saranno anche questi tipi qui, no? Quindi ci sarà un gruppo che cercherà di salvare la Sacra Madre Patria italiana, che sono i patrioti, ci sarà un gruppo che chiaramente non vorrà, ovviamente, angeli colorati, vogliamoci tutti bene, le paroline pinco panco, quei ferretti di qua e di là che vorranno solamente cercare le loro benedizioni, quello è un altro gruppo da New Age, no? Che avrà premio da New Age, e poi, capite, ci saranno quelli che non vedranno questo disegno, vedranno solamente quello che possono vedere. Però il concetto di base è che come si dice, il libero arbitrio è una chimera, che il nostro governo in questo momento ha una pistola alla tempia, proprio nel senso che stanno vedendo arrivare situazioni come Seveso, il vino metanolo, le brigate rosse, e quindi stanno cercando con tutti i mezzi, anche usando questo sistema, di arginare il più possibile. Poi i nostri servizi segreti sono, a mio modesto avviso, i migliori al mondo o tra i migliori del mondo, e quindi stanno facendo il loro lavoro, stanno, come diceva quel famoso cardinale nel 1990, stanno pulendo l'aria. È chiaro che ci vuole lo spazio per pulire l'aria, no? E
non pensate che, come diceva Silvietto, gli altri stiano a dormire. Alla mia domanda chi sono i nostri nemici mi ha detto tutti. Io ero giovane e non capivo, adesso che sono un po' più maturo capisco cosa stava dicendo. Quindi il mio consiglio per quella amicizia che mi ha fatto questa bellissima domanda è chiedere al pendolino se quella, non so, quella persona che loro conoscono è meritevole di essere protetta o meno. Ricordiamoci che il 99% delle nostre forze armate è sicuramente pulita e fa quello che deve fare. C'è sicuramente una parte minima, minimissima, che magari è un attimino una reincarnazione dell'Armada, ma quello lì poi col tempo verrà pulito. Noi facciamo quello che possiamo, il resto lo lasciamo fare alla Chete. E quindi chiedo a tutti quelli che seguono il Marietto, che ormai hanno capito che davanti, dietro i gruppi, come si dice, dei servizi segreti, dei forze armate, ci sono questi gruppi misterici che stanno facendo il loro lavoro, lasciamoli fare, noi aiutiamoli, non andiamo sui social a amplificare i problemi che ci sono, perché chiaramente i problemi in Italia non mancano mai, ma dobbiamo sempre ricordarci che noi la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa e al 1990 eravamo la quinta potenza economica del mondo. Questo dobbiamo mettercelo in mente, mentre quelli che l'hanno vinta dall'est erano i campi di concentramento. Questo cosa vuol dire? Che i nostri servizi segreti di intelligence, che chi ha seguito Marietto sa che ce n'erano due, hanno sempre lavorato bene in favore degli italiani. Adesso questo momento duro che sta arrivando, economico, spirituale, eterico, chiamatelo poi come volete, ha bisogno di persone che sappiano salire sulle barricate, ma non bisogna salire sulle barricate e gridare come dei manga, bisogna lavorare con l'intelligenza, essere dei strateghi e noi abbiamo a questo punto a nostro vantaggio la conoscenza della radionica. Il Marietto ha già dato più di 2 milioni di circuiti radionici che nel proprio interno avevano nascosto una rata radionica trasparente bianca che, collegata a tutti, dovrebbe già dare la possibilità di avere un cappello magnetico vibrazionale che evita la botta principale. Poi è chiaro che ci saranno le botte che dovranno arrivare, come tutto questo è karmico, non possiamo evitarlo. Noi facciamo quello che possiamo. Adesso leggo. Non posso leggere perché sono contro luce, vediamo un po'. Beh, non posso salutarvi tutti cari amici perché sono contro luce e non vedo. Quindi io penso di aver detto tutto per il momento e ringrazio questa mia amicizia che mi ha fatto questa domanda e dal mio punto di vista se vuole rispondere, nel senso se vuole aiutare qualcuno deve chiederlo al pendolino, no? Perché magari quello che deve difendere lei, magari un'altra persona come si suol dire, non lo doveva difendere. Bene, io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima pila. Se volete fare domande iscrivetevi qui sotto. Grazie, alla prossima, cari amici, ciao.